Pensiero del giorno, venerdì 28 marzo. Alleggerire il peso dell'altro. Benevolenza. Volere il bene dell'altro e farsi uno con lui, accostarlo essendo vuoti completamente di noi stessi, dei nostri interessi, delle nostre idee, di tanti preconcetti che ci annebbiamo lo sguardo, per addossarci i suoi pesi, le sue necessità, le sue sofferenze, per condividere le sue gioie. È entrare nel cuore di quanti accostiamo per capire la loro mentalità, la loro cultura, le loro tradizioni e farle in certo modo nostre, per capire veramente quello di cui hanno bisogno e saper cogliere dei valori che Dio ha disseminato nel cuore di ogni persona. In una parola, vivere per chi ci sta accanto. Chiara Lubick. Estratti dal commento alla parola di vita, agosto 2006. Parola di vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6,41. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubick, solo lo difundimos lo más fiel posible.